Buonasera e benvenuti a Friulandia, lo sport tra gli amatori. Questa è la prima puntata del 2012 e come potete vedere c'è anche qualche novità. In studio abbiamo una collaboratrice, la Martina Giarovello, che salutiamo. E partiamo subito con la presentazione dei nostri ospiti che si occupano di karate e aikido, se non ho capito male. Abbiamo con noi il presidente del Friuli Karate Aikido, Gabriele Garcea, e due campionesse, Chiara e Francesca Biscontin. Buonasera. Buonasera. Presidente, tu sei anche presidente del provinciale dell'Oxen, no? Prevalentemente di cosa si occupa la sezione provinciale dell'Oxen? Ma di tutto quello che è l'organizzazione, il portare avanti le iscrizioni dei vari comitati regionali e provinciali. Quindi diciamo qualcosa di collegamento, tipo una gestione di collegamento tra alcune associazioni sostanzialmente. Sì. Come mai secondo te l'Oxen ha così tanto successo nelle arti marziali? Perché siamo partiti qualche anno fa con una parte delle arti marziali abbastanza limitata, ma abbiamo cominciato a fare della formazione, perciò tutto quello che poteva essere formazione per i tecnici, formazione per gli arbitri e formazione anche per gli atleti. Questo ha fatto sì che la cosa è cresciuta, ha dato valore all'Oxen, a questo ente di promozione sportiva, e si sono avvicinati moltissimi atleti, moltissime società all'Oxen. Facciamo una premessa spiegando un attimino cos'è il karate e cos'è l'aikido, no? Perché molti magari pensano che queste discipline siano estremamente pericolose. In realtà, da quello che so, non sono discipline propriamente di contatto, è vero questo? Sì, anzi dirò di più, il karate proprio è grazie alla federazione che c'è qua in Italia, che è la FIGILCAM, e ai suoi responsabili, in questo caso il direttore tecnico della nazionale che è Pierluigi Aschieri, ha proprio come punto di riferimento il controllo massimo delle tecniche che vengono tirate, oltre a varie protezioni alle mani, ai piedi, a paradenti. Oggi viene utilizzato anche una maschera protettiva per una certa fascia di età, ma c'è il controllo delle tecniche. Se uno tira un calcio in testa all'avversario, si deve fermare, deve bloccare la sua tecnica. Questa è la difficoltà, bloccare la tecnica per poi ritornare indietro senza creare traumi al partner. Qui abbiamo una campionessa, no? La Chiara Biscontin, sì. Qui 2 anni campionessa nazionale Xen, secondo posto italiano della federazione FILCAM, giusto? Sì. Nel karate, quali caratteristiche fisiche, diciamo, e mentali deve possedere un atleta per raggiungere i livelli che tu hai raggiunto? Ma riprendendo anche quello che ha detto il nostro maestro, diciamo che a livello mentale comunque è il controllo, prima di tutto. Il controllo che sia di te stesso sia della situazione. Infatti un allenamento specifico molte volte si fa appunto sul controllo della situazione, per cui non basta solo avere la potenza tecnica, i muscoli, come tante persone dicono, non serve la forza, basta la tecnica e una precisione che è appunto indispensabile per poter portare a termine una gara o un incontro in modo soddisfacente per avere successo. Appunto. E invece la Francesca è una piccola promessa, dicono, no? Terza per 2 anni, terzo posto, campionati italiani,
Quali sacrifici per una ragazza giovane come te devi affrontare per raggiungere questi risultati? Sicuramente gli allenamenti a un certo livello iniziano ad essere costanti, quotidiani. E, oltre ad esempio nella palestra in cui abbiamo cominciato, Basiliano, cominciano ad esserci allenamenti anche fuori regione oppure a Udine, sempre sotto il stesso insegnante, quindi ci vuole tanta dedizione e sì, comincia a essere impegnativo e molti sacrifici devono essere fatti per arrivare a un certo risultato. Presidente, quali metodologie di allenamento utilizzi per educare, tra virgolette, allo sport queste due ragazze? Beh, ma tutta la parte chiaramente preparatoria fisica, no? Ha raggiunto questa parte di preparazione fisica, c'è la parte tecnica dove il karate ci sono all'interno del karate ci sono due discipline, c'è la parte del combattimento e c'è la parte invece della forma che si chiama kata, kata e kumite. Qui abbiamo due ragazze che si sono specializzate proprio in queste due cose. La Chiara fa kata mentre la Francesca si è specializzata nel kumite. Ci sono degli esercizi specifici per l'autocontrollo, certo, per certo. la concentrazione? Nel kata dove non c'è bisogno di autocontrollo perché la forma viene fatta da soli, no? Perciò c'è uno sviluppo della parte tecnica e del Controllo del proprio corpo. il controllo del proprio corpo, ma senza avere il compagno di fronte, mentre nella parte del kumite, del combattimento, il controllo sarà proprio verso l'avversario. Voi avrete degli arbitri, immagino, li abbiamo anche noi in Lega Calcio e ne conosceremo uno adesso nel servizio che mandiamo in onda. Nome, Federico, cognome, Nassivera, età. 34, Prima di arbitrare in Lega Calcio Friuli Collinare, dove hai arbitrato? da nessun'altra parte. Oltre al calcio, quali sono i tuoi hobby? Lo sport, la lettura e la musica. Qual è l'arbitro a cui ti ispiri e perché? Alessandro Chiandone, Perché? perché comunque l'ho conosciuto proprio sui campi da calcio, comunque non essendo io un grandissimo appassionato di calcio, però di sport sì, in particolar modo, e l'ho conosciuto sui campi da calcetto quando io militavo nella Lega Calcio e mi è sembrato un buon esempio da perseguire anche nella carriera di arbitro. Qual è la squadra che con i suoi atteggiamenti ti ha messo più in crisi? Domanda difficile, direi... Ecco, diciamo che mi ha sorpreso negativamente la squadra della Tana del Luppolo. Gli arbitri sono come? Buoni padri in campo, Il tuo piatto preferito? la polenta. Qual è la cosa più imbarazzante che ti è successa nel calcio? Ma penso, imbarazzante in senso negativo, addirittura un nonno che mi insultava e incitava il suo nipotino di, penso, 8 anni a insultarmi a sua volta. La partita di calcio che non dimenticherai mai? Ma penso la finale, che ho arbitrato io o in generale? Vabbè, diciamo la finale dei mondiali in cui l'Italia ha vinto gli ultimi mondiali. Cosa pensa la tua compagna quando ti vede uscire con la borsa? Puntini, puntini, puntini. Pensi che la regola sul fallo di mano vada cambiata o meglio avere ancora la discrezionalità nel giudicare la volontarietà? No, non penso che vada cambiata. Hai qualche rimpianto? Ma sì. Non voglio scendere in dettagli. Quali pensi siano le tue caratteristiche più apprezzate dalle squadre? Beh, diciamo l'omogeneità nelle mie scelte, quindi il fatto di comunque cercare la comunicazione con i capitani e l'imparzialità fondamentalmente. Qual è lo sportivo a cui vorresti assomigliare e perché? Lo sportivo a cui vorrei assomigliare?
Ma direi Ibrahimovic. Descriviti in 3 aggettivi. Ma simpatico, amichevole e intelligente. Abbiamo finito. Chiudi simulando il triplice fischio. Rieccoci in studio. Presidente, secondo lei per quale motivo una persona si avvicina a uno sport, a una disciplina come la vostra? Ma appunto per quello che abbiamo detto prima, il controllo sul proprio corpo, una conoscenza in pratica, no, di quello che siamo noi, una conoscenza del nostro carattere, un cercare di, non voglio dire modificare il nostro carattere, ma controllare. Nelle situazioni quotidiane siamo sempre, no, dobbiamo sempre affrontare determinate situazioni lavorative o con qualsiasi persona, dobbiamo interagire con delle persone, dobbiamo avere controllo di quello che facciamo, di quello che diciamo. Il karate e l'aikido aiutano moltissimo questa cosa, questa formazione. Martina, volevi fare tu qualche domanda alle ragazze? Sì, No? Se una non ricordo curiosità a entrambe. Diciamo, dicono che praticare questo sport tolga femminilità alla donna. Cosa ne pensate di questa affermazione? Ma per quanto mi riguarda è l'esatto contrario, anche perché essendo in un ambiente sportivo comunque di questo genere, all'interno diventi un po', non dico maschile, ma marziale, nel senso in cui ti cali in questo sport, ovviamente tutti sono allo stesso livello. Per quanto mi riguarda, nel momento in cui io mi preparo per uscire, ad esempio la sera, mi rivedo molto di più nella mia parte femminile che penso che se non facessi questo sport. Per cui sì, no, per me anzi è rafforzare questa mia considerazione. E la Francesca cosa dice invece di questa cosa? Penso sì che sia un pensiero di molti questa cosa, infatti sì, non penso ci siano tante ragazze che praticano palestra da noi ad esempio, saranno un rapporto 1:4 più o meno, perché anche ad esempio nella mia specialità, il comité, ovvero il combattimento 1 contro 1, molto spesso sono contro maschi e quindi voglio dire anche la fisicità mi porta a essere tranquilla, però voglio dire non è vero, perché comunque rimaniamo femminili anche nel praticare lo sport, come quando si prende un colpo magari, sì, voglio dire, è un po' diverso da come potrebbe prenderlo un maschio, come dice la sorella, ha detto che è un po' diverso la palestra, cioè si distoglie la palestra dalla vita quotidiana. Beh, chiaramente. Presidente, un'ultima domanda. So che voi avete ottenuto parecchi successi, no? Come associazione in varie manifestazioni. Vuoi illustrarci un attimino quelle che sono state le vostre vittorie? Ma al di fuori di queste due grandissime atlete, ma abbiamo avuto Roiatti Michele, che è stato uno dei più grossi atleti regionali, ha vinto il campionato italiano universitario, è stato all'interno della squadra nazionale dei Carabinieri. Meazzo Simone, anche lui grandissimo atleta, ha vinto ultimamente, lo scorso settembre ci sono state le Olimpiadi Master qui a Lignano, no? E ha fatto un terzo posto questo ragazzo, chiamiamolo ragazzo, anche se ha superato i 35 anni. Perciò insomma abbiamo avuto grossi atleti. Quindi soddisfazioni a livello personale, ma anche diciamo come istruttore a questo punto. Certo, perché... grosse soddisfazioni da parte mia, perché insomma il lavoro che io sto facendo, ma oggi loro sono atlete che lavorano con me, ma che lavorano anche con la parte regionale, ma collaborano ormai, no? Collaboriamo insieme, perché io posso dare qualcosa a loro e loro danno sempre qualcosa a me, insomma è sempre uno scambio. Bene, siamo in chiusura, ringraziamo la Chiara e la Francesca Viscontin, Gabriele Garcea, e ci rivediamo nella seconda parte. Spazio intanto ai nostri inserzionisti.